Una conferenza stampa per sintetizzare un anno di attività dei Lions. Quanto c'è di attività in quest'anno? C'è stato moltissimo di attività in quest'anno e come in tanti altri anni noi abbiamo servito la comunità, perché il nostro motto è essere al servizio di un mondo nel bisogno. Ecco che noi prima di prendere inizio, di programmare e progettare qualsiasi attività di servizio, la nostra base, il nostro prerequisito è rilevare i bisogni della comunità, quindi senza inventarci da soli quello che potrebbe essere un beneficio per la collettività, ma andare sul territorio, essere presenti sul territorio e rilevare ciò di cui il territorio ha principalmente bisogno. Specifichiamo questo territorio, con distretto 108 TA3 specifichiamo 4 province venete. Esattamente, comprendiamo l'intera provincia di Rovigo, di Padova, di Venezia e la città di Treviso. Questa è l'area nella quale è stata divisa l'Italia per noi nel distretto TA3 e conta oggi 1450 soci afferenti. 1450 soci, un numero importante, è un numero in crescita, voi fate anche attività di reclutamento, se si può definire? Certo. Sicuramente sì, è un numero in crescita, anzi quest'anno, per il primo anno dopo alcuni anni di sofferenza, tra virgolette, siamo decisamente in positivo. Abbiamo ad oggi un più 40 soci che si arruolano insieme a noi. Facciamo anche in questo senso attività di proselitismo, perché 2 campagne nazionali concluse da poco avevano proprio l'obiettivo di portare in piazza i nostri service, farli conoscere alla cittadinanza e aver quello come mezzo per farci conoscere, ma anche per dare la possibilità alle persone di conoscerci e di venire con noi a collaborare nelle attività che svolgiamo proprio sul territorio. I nomi dati a queste 2 campagne sono emblematici. Insieme possiamo, la prima, quindi un coinvolgimento attivo di chiunque volesse mettersi in gioco, e la seconda, costruttori di solidarietà, in cui veramente ognuno poteva dire ci sono anch'io. Avete raccolto più di 550.000 euro. Com'è che ci si rimbocca le maniche ai Lions International? In tanti modi, sia organizzando all'interno dei club o delle collettività eventi che portino alla raccolta di fondi, sia anche sensibilizzando, ad esempio, società profit che dal 1° gennaio 2024 devono per legge investire parte dei propri proventi nel territorio per poter avere il titolo di società benefit, ma anche coinvolgendo altre associazioni e quindi organizzando eventi che portino a incrementare i fondi. Ad esempio, in un paio di occasioni abbiamo convocato eventi anche in grandi teatri della città in cui le persone che venivano partecipavano con il costo del biglietto a una raccolta fondi che poi andava dichiarata fin dall'inizio a favore di altri grandi progetti. Ad esempio, ne cito uno, l'Erigendo Hospice Pediatrico. Noi abbiamo raccolto oltre 40.000 euro e siamo in collaborazione strettissima con l'associazione La Miglior Vita Possibile, proprio per aiutare questa grande struttura che sarà a beneficio dell'intero territorio veneto a nascere e a essere attiva a favore di bambini e famiglie che oggi versano davvero in grandi difficoltà. Qualche altro progetto a cui avete seguito? Progetti sicuramente tanti ne abbiamo. Per esempio quello che è stato chiamato il pasto sospeso coinvolgeva le famiglie nel bisogno, nella necessità. Quindi con i fondi coinvolgevamo ristoratori i quali a un prezzo politico e concordato davano la possibilità a famiglie che in genere non si possono permettere neanche un momento di serenità e di festa di andare presso la struttura, il ristorante e lì godere di un minimo momento di spensieratezza. La raccolta alimentare fatta in collaborazione con il Banco Alimentare, noi verso i primi giorni di autunno coinvolgiamo molte persone apposta per raccogliere fuori dai supermercati derrate alimentari non deperibili e donarle attraverso altre associazioni ben radicate come noi nel territorio, ma che conoscono le individualità come noi, che hanno necessità di
alimentazione, ecco, a loro vanno destinati questi beni raccolti e tante altre che coinvolgono proprio il riflesso sulla collettività. Un governatore di distretto Lions International ha una durata di mandato, un socio Lions è invece per sempre o anche egli ha una durata? Allora, è per sempre fino a che abbia voglia di continuare a dare il proprio apporto. L'attività è una parte fondamentale per un socio che aderisca alla nostra associazione. Non sempre, ecco, i soci però, anche vuoi per l'età, per il procedere dell'età, sono forza lavoro attiva. E allora quello è il momento in cui danno il loro supporto come mente pensante. E altre persone si occupano di amministrazioni, per esempio, e quindi ci danno spunti su come essere incisivi presso le stesse amministrazioni pubbliche, private e società, come accennavo prima. Ognuno all'interno del Lions ha un proprio ruolo ed ha sicuramente parte attiva, fino a che ritiene avere ancora tempo, voglia, energie per essere di supporto non tanto al club o ad altri soci, ma soprattutto a chi ha necessità di sussistenza o di miglioramento di qualità di vita. Nei 30 secondi prima dei saluti c'è un progetto per il domani a cui tiene molto? Teniamo molto a questa staffetta, alla staffetta della pace che prenderà il via tra pochi giorni e che nascerà dalle 3 Cime di Lavaredo e arriverà a Roma coinvolgendo nel percorso tutti i club e tutte le amministrazioni private, pubbliche, per ribadire proprio la voglia di pace, di fratellanza, di vita serena che abbiamo non solo noi a un passo da territori ben più disastrati o oggi in guerra, bisogna che le collettività tutte, e non solo noi, ma anche principalmente loro, hanno bisogno. Ecco allora che questa staffetta della pace, che porterà un documento ufficiale Lions a Roma, avrà proprio lo scopo di dire: ci siamo anche noi, sentite la nostra voce, vogliamo la pace. Grazie a Giorgio Brigato, governatore dei Lions International. Buona giornata. Grazie altrettanto, buona giornata a voi.